Buonasera, siamo ancora insieme con il libro dei Proverbi e siamo insieme con il capitolo 23. Prima di leggere le preziose dichiarazioni, giudizi, ammonizioni, riferimenti di Proverbi 23, ci soffermiamo un momento con una preghiera. Signore che sei nei cieli, noi ti preghiamo nel nome potente di Gesù Cristo perché vogliamo renderti onore questa sera, renderti onore per la pienezza, per la bontà, per la freschezza, per l'attualità della tua parola. Signore, tu sia benedetto perché alla fine di questo giorno possiamo celebrare il tuo nome come tu meriti, Signore, dicendoti lode a te, dicendoti sia benedetto il tuo nome e venga il tuo regno, ma il tuo regno è già stato istituito, Signore, da Gesù Cristo. Sia gloria al tuo regno, Signore. Ti preghiamo di benedire tutti coloro che ascolteranno in diretta o in differita queste riflessioni. Sia lode al tuo nome, Signore. Al nome di Gesù Cristo. Amen. Dunque, Proverbi 23 con le letture. Io non mi vedo nel monitor, ma penso che vada bene così. Regia, è vero? Regia, ecco, facendo di sì. Quando ti siedi a mensa con un principe, rifletti bene su chi ti sta davanti. Mettiti un coltello alla gola se tu sei ingordo. Non desiderare i buoni bocconi, i suoi bocconi delicati. Sono un cibo ingannatore. Non ti affannare per diventare ricco. Smetti dall'applicarvi la tua intelligenza. Vuoi fissare lo sguardo su ciò che scompare? Poiché la ricchezza si fa delle ali, come l'aquila che vola verso il cielo. Non mangiare il pane di chi ha l'occhio maligno, non desiderare i suoi cibi delicati, poiché nell'intimo suo egli è calcolatore, ti dirà mangia e bevi, ma il suo cuore non è con te. Vomiterai il boccone che avrai mangiato e avrai perduto le tue belle parole. Non rivolgere la parola allo stolto perché disprezzerà il senno dei tuoi discorsi. Non spostare il confine antico e non entrare nei campi degli orfani perché il loro vendicatore è potente. Egli difenderà la causa loro contro di te. Applica il tuo cuore all'istruzione e gli orecchi alle parole della scienza. Non risparmiare la correzione al bambino, se lo batti con la verga non ne morrà. Lo batterai con la verga, ma lo salverai dal soggiorno dei morti. Figlio mio, se il tuo cuore è saggio, anche il mio cuore si rallegrerà. Il mio cuore esulterà quando le tue labbra diranno cose rette. Il tuo cuore non porti invidia ai peccatori, ma perseveri sempre nel timore del Signore. Poiché c'è un avvenire, la tua speranza non sarà delusa. Ascolta, figlio mio, sii saggio e dirigi il tuo cuore per la retta via. Non essere di quelli che sono bevitori di vino, che sono ghiotti mangiatori di carne, perché l'ubriacone e il goloso impoveriranno e i dormiglioni andranno vestiti di cenci. Da retta a tuo padre, che ti ha generato, e non disprezzare tua madre quando sarà vecchia. Acquista verità e non la vendere, acquista saggezza, istruzione e intelligenza. Il padre del giusto esulta grandemente, chi ha generato un saggio ne avrà gioia. Possano tuo padre e tua madre rallegrarsi e possa gioire chi ti ha partorito. Figlio mio, dammi il tuo cuore e gli occhi tuoi prendano piacere nelle mie vie, perché la prostituta è una fossa profonda e la straniera un pozzo stretto. Anch'essa sta in agguato come un ladro e accresce fra gli uomini il numero dei traditori. Per chi sono gli ai? Per chi sono gli ahimè?
Per chi le liti, per chi lamenti, per chi le ferite senza ragione, per chi ha gli occhi rossi, per chi si indugia a lungo presso il vino, per quel che vanno a gustare il vino tagliato. Non guardare il vino quando rosseggia, quando scintilla nel bicchiere, va giù così facilmente. Alla fine esso morde come un serpente e punge come una vipera. I tuoi occhi vedranno cose strane, il tuo cuore farà dei discorsi pazzi. Sarai come chi si coricasse in mezzo al mare, come chi si coricasse in cima a un albero di nave. Dirai: mi hanno picchiato e non mi hanno fatto male, mi hanno percosso e non me ne sono accorto. Quando mi sveglierò, tornerò a cercarne ancora. Primo versetto dunque è un monito alla moderazione ed è un po' tutto il tono di Proverbi 23, quando sei di fronte al principe. E possiamo dire una cosa, che noi siamo sempre di fronte al principe, perché noi siamo sempre di fronte a Gesù Cristo che sa quello che facciamo, perché Dio ci conosce. E quindi quando siamo di fronte al principe, io leggo, quando siamo di fronte a Dio, cioè siamo sempre di fronte a Dio, dobbiamo avere comportamenti equilibrati. Il secondo monito alla ricchezza. La ricchezza, avete visto che voci verbali sono utilizzate? Scompare e vola. Mi viene in mente la storia del ricco Epulone. Nell'ambito delle mie prime letture l'ho trovato proprio in questo senso qualificato, ricco Epulone. C'è un signore molto ricco che fa sempre feste, banchetti, mangia e beve. Sulla porta di casa sua c'è un povero che si chiama Lazzaro e il povero Lazzaro mangia le briciole che l'Epulone, che è il ricco, e i suoi amici lasciano gli avanzi del tavolo, e quando i due muoiono il povero va nel seno di Abramo, sta scritto, e questo brano evangelico ci ricorda che il ricco anch'egli muore e va nello Sheol, invece va nella perdizione. E allora lui si rivolge al padre Abramo e dice: Abramo, una goccia d'acqua per me. E la risposta di padre Abramo è questa: tu hai goduto dei tuoi beni in vita, invece Lazzaro ha avuto soltanto la miseria e adesso lui è nella gloria e tu sei nella sofferenza. E allora dice, in uno slancio quasi che sembra di generosità, no? Il ricco, l'ex ricco, manda Lazzaro a avvisare i miei fratelli, affinché i miei fratelli non vengano in questo luogo di sofferenza e possano riconoscere la verità. I tuoi fratelli hanno già la legge e i profeti, tu non andrai da nessuna parte, dice Abramo. Tra noi e voi c'è una netta separazione, non c'è bisogno che vadano, nessuno che vada in sogno a coloro che sono al mondo. I tuoi fratelli hanno già la legge e i profeti. Ma dice lui, ribatte così, no? Questi non seguono la legge, non seguono i profeti. Se non seguono la legge dei profeti, dice Abramo, non seguiranno nemmeno colui che riviene dal mondo dei morti. E questa è una storia, un racconto di Cristo, che con tutta l'autorevolezza che possiede Gesù ci dice alcune cose, una delle quali, per rimanere nel contesto di questa sera, che la ricchezza non è appagante, la ricchezza non è sufficiente, se ne vola via, scompare, e quindi scomparendo la ricchezza scompare ogni speranza per l'essere umano. Fatevi ricchezze nelle cose spirituali, è un altro monito di Cristo che è in linea con questo Proverbi 23. E un altro monito è
non condividere con chi è maligno. Adesso leggiamo un brano degli Atti degli Apostoli e vediamo in che senso possiamo trovare un rapporto tra questo non condividere con chi è maligno, e lo troviamo al capitolo 4 degli Atti, tra i versetti 32 e 36. La moltitudine di quelli che avevano creduto era d'un sol cuore e di una sola anima. Non vi era chi dicesse sua alcuna delle cose che possedeva, ma tutto era in comune tra di loro. Gli apostoli con grande potenza rendevano testimonianza della resurrezione del Signore, e grande grazia era sopra tutti loro. Infatti non c'era nessun bisognoso tra di loro, perché tutti quelli che possedevano poderi o case li vendevano e portavano l'importo delle cose vendute e le deponevano ai piedi degli apostoli, poi veniva distribuito a ciascuno secondo il bisogno. Ora Giuseppe, soprannominato dagli apostoli Barnaba, che tradotto vuol dire figlio di consolazione, levita, cipriota di nascita, avendo un campo lo vendette e ne consegnò il ricavato deponendolo ai piedi degli apostoli. Un racconto questo di Atti 4 che collega il brano che abbiamo letto con quello che abbiamo detto precedentemente, la ricchezza da non condividere con chi è maligno. Infatti Barnaba e gli altri condividono le loro ricchezze con la Chiesa, condividono tutte le cose che possono condividere nel contesto della Chiesa, e se ne guardano bene di non concedersi alla malignità. Quindi stai attento alle compagnie, più avanti emerge da quello che abbiamo letto, se non stai attento alle compagnie le tue belle parole saranno perdute. Qualche volta non bisogna sprecare le belle parole con persone che non sono degne, non perché non dobbiamo essere attenti a quel monito che dice di non giudicare, quindi non giudichiamo gli altri, non guardiamo gli altri con, come si suol dire, no? Dall'alto in basso, con disprezzo, ma dobbiamo essere attenti e meditare se le nostre belle parole possono essere positive per chi abbiamo di fronte, per non perderle, per non disperderle. Questo non vuol dire che noi, lavorando con i peccatori che non sono stati redenti dal sangue di Cristo, non dobbiamo condividere le belle parole. Noi dobbiamo condividere le belle parole con chi lavora con noi, con chi ha rapporti con noi, ma dobbiamo stare attenti anche nella logica dell'equilibrio a non sprecare, a non buttare le perle ai porci, e ognuno di noi saprà quando, in che contesto applicare questi aspetti. Insomma, sii moderato e di buon esempio, un'altra delle indicazioni del capitolo 23. C'è un quarto monito, stai attento a come parli, e qui ci viene incontro Giacomo al capitolo 3, ai versetti 7 e 12. Andiamo a cercare Giacomo al capitolo 3, tra i versetti 7 e 12. Noi troviamo scritto: ogni specie di bestie, uccelli, rettili, animali marini si può domare, ed è stata domata dalla razza umana, ogni specie, sottinteso, ogni specie di bestie. Ma la lingua, pensate un po', nessun uomo la può domare, è un male continuo e piena di veleno mortale. Con essa benediciamo il Signore e Padre, e con essa malediciamo gli uomini che sono fatti a somiglianza di Dio. Rilego: con essa benediciamo il Signore e con essa malediciamo gli uomini. Guardate, è scappato qualche volta. Dalla medesima bocca escono benedizioni e maledizioni. Fratelli miei, non deve essere così.
scrive Giacomo, la sorgente getta forse dalla medesima apertura il dolce e l'amaro? Può forse, fratelli miei, un fico produrre olive o una vite fichi? Neppure una sorgente salata può dare acqua dolce. Noi siamo una sorgente salata in un certo senso, perché il nostro linguaggio deve essere condito con sale, però siamo anche una sorgente d'acqua dolce, perché noi diamo la dolcezza del messaggio di Dio. Allora in questo senso stiamo attenti che non sia inteso il salato in senso negativo, e neanche il dolce deve essere inteso in senso negativo, ma sempre nel senso dell'equilibrio. E l'equilibrio ci impone, come abbiamo letto, che dalla nostra bocca non può uscire la benedizione e la maledizione. La nostra bocca è una bocca per benedire, non è una bocca per maledire, neanche quelli che ci fanno arrabbiare. E quindi dobbiamo stare molto attenti a come parliamo degli altri, anche quando gli altri non ci sentono, perché io posso stare molto attento e non dire, faccio per esempio, Salvatore è una bruttissima persona, ce l'ho qui davanti, ma io non devo dire che Salvatore è una bruttissima persona, fatto che è una bella persona, complimenti, ma non devo dire che è una bruttissima persona neanche dietro di lui, perché questa è un'ipocrisia. E se io sono arrabbiato con qualcuno, devo ammortizzare la mia rabbia, non posso male dire, non posso dire male. Questo non vuol dire che non posso dire ha un difetto, ha un difetto, e io devo stare attenti a questo difetto, io devo stare attento, però non disprezzarlo, maledirlo. Veglierò affinché questo difetto che ha non mi porti svantaggio. Ci sono delle persone, che siamo quasi tutti, che abbiamo dei difetti, perché nessuno è perfetto. E allora stiamo attenti, tutti, non mi viene la parola? Ognuno si autovaluta, insomma, per quelli che sono i suoi difetti, i suoi pregi, ma stiamo attenti anche ai difetti degli altri, senza renderli, gli altri, irrimediabilmente colpevoli. Quindi me ne guardo a questo difetto, cerco di evitare questa spigolosità, ma quella spigolosità che ha, so che ce l'ha, è un suo problema. Non andrò a dire a tutti gli altri vicini di casa di poltrona, guarda che brutta persona che è quello lì. Andrò a dire agli altri, beh, cerchiamo di attutire. E la parola, insomma, ancora una volta ci parla di equilibrio e di necessità di attutire. Quinto monito, non spostare i confini, non rubare, ma non spostare neanche i confini del tuo comportamento nei confronti degli altri. Se tu hai delle persone con le quali ti confronti, non devi approfittare della loro benevolenza, della loro sensibilità, devi stare attento di rimanere nel tuo confine. Il confine non significa che non puoi entrare o non devi cercare di entrare nel cuore degli altri, non devi cercare di invadere. E anche questo è un monito che ci richiama appunto all'equilibrio. Confini sono anche quelli che possiamo trovare tra un uomo e una donna, senza giudicare ma osservando. I rapporti di convivenza sono un confine spostato. Dobbiamo essere consapevoli di questo e possiamo testimoniare a chi vive questi rapporti di convivenza che si tratta di un confine spostato. Molte volte questi confini sono ben visibili a chi supera questi confini. Questo non per
però per giudicare, per maledire, ma se è possibile per benedire, per portare benedizione, per portare un contributo positivo. Sesto monito, non approfittare dei deboli, non approfittare della debolezza delle persone, che possono essere tali per diverse condizioni. Non andare mai a sfruttare le situazioni a tuo vantaggio. Quindi l'ama il prossimo tuo come te stesso vuol dire che non devo approfittare degli altri. Settimo monito è il più facile di tutti, senza esempi. Istruisciti e studia. Giacomo 3,1. Andiamo ancora a cercare questo apostolo che dà delle indicazioni in questo caso, come in tutte quelle che dà, sono estremamente interessanti e leggibili in vari modi. Sentite un po', fratelli miei, non siate in molti a far da maestri, sapendo che ne subiremo un più severo giudizio. Non dobbiamo essere in molti a far da maestri, è chiarissimo, è inspiegabile, nel senso che è estremamente chiaro quello che è scritto. Però se non siamo in molti a fare da maestri, dobbiamo essere in molti a testimoniare, e la testimonianza implica che dobbiamo conoscere quello di cui parliamo, e quindi dobbiamo istruirci, dobbiamo studiare, dobbiamo correggere il figlio. Ottavo monito, abbiamo detto sesto monito, non approfittare dei deboli. Settimo, istruisciti, studia. Ottavo, correggi il figlio. Nono, non invidiare. Non possiamo dire che quella persona che possiede quelle caratteristiche o quei beni materiali possa essere invidiabile. Sì, nel linguaggio comune noi possiamo anche dire lo invidio, anche se dal punto di vista cristiano io sconsiglio l'utilizzo di questa parola proprio, questa voce verbale, non invidio niente. Io lo apprezzo. Io apprezzo, stasera ce l'abbiamo tutti con Salvatore, apprezzo Salvatore per quella sua capacità di leggere nel mondo tecnologico. Ma non lo invidio, perché l'invidio è un sentimento di rancore, quasi come se fossi arrabbiato con lui perché sa fare una cosa nella quale io sono un asino. E quindi il non invidiare va letto in questo senso. E ecco perché io dico, non dovremmo mai dire io invidio lui per questo. Dovremmo dire, io vorrei avere la sua qualità, la sua pazienza. Vorrei essere capace di tacere, come sa tacere lui, non lo invidio. Vorrei avere quella sua capacità che lui ha, che io non ho. È il monito numero 10 nel mio elenco dei moniti. Persevera. E vi propongo di rileggere il 17 e il 18 di Proverbi, naturalmente, di Proverbi 23, perché ancora una volta troviamo un indicatore interessante. Il tuo cuore non porti invidia ai peccatori, ma perseveri sempre nel timore del Signore. Perseverare, andare avanti con una speranza, con la speranza che non va mai delusa, perché quando noi abbiamo le nostre speranze, le poniamo nel Signore, noi siamo senza rischio di delusione, perché il Signore prima o poi risponde. Versetto 21. Si ritorna al problema del vino, è importante. Sì, c'è scritto di dar retta a padre e madre, poi. Non è la prima volta nel libro dei Proverbi che
troviamo anche questo indicatore, l'avete visto? Non perdere l'istruzione del padre e della madre. Compensa l'analisi sulla saggezza dell'istruzione. Poi troviamo ancora: dai il cuore a Dio e non alla prostituta, alla straniera che sta in agguato. Pensate un po', sta in agguato. Poi abbiamo trovato questa straniera che sta in agguato. Non è un messaggio razzista, non si vuole dire che la donna che viene da un altro paese sta in agguato, si dice che la donna, l'uomo che viene da un'altra cultura che non è quella cristiana è un agguato. Qui io lo vedo proprio come un rischio che corrono tutti coloro che escono dall'ambito delle comunità cristiane, nella logica che tanto questo, se non è cristiano, magari è una brava persona lo stesso. Io lo vedo come rischioso. Ancora una volta non giudico, ma ti dico, stai attento, non è opportuno. Che fare? Come dicono gli psicologi, in una cultura così liquida, la commistione tra l'elemento cristiano e l'elemento non cristiano, tra coloro che sono nati spiritualmente da Cristo e coloro che non lo sono, è una commistione che viviamo con una certa quotidianità. E quindi la parola ci dice: stai attento perché stai in agguato. Oltretutto chi scrive queste cose è Salomone, che è stato molto, come sappiamo, inquinato dalle donne non israelite, dalle donne che non appartengono al popolo di Dio. Quindi le donne e chiaramente gli uomini che non appartengono al popolo di Dio, per noi sono gli stranieri che stanno in agguato, non sono gli afghani e i pakistani che stanno sulla porta del supermercato, gli stranieri che stanno in agguato. Sono questi che insidiano le nostre vite spirituali. E poi, ecco la parte finale di questa attenta analisi, ci riporta al problema del vino. E non è la prima volta che lo troviamo, e anche nel versetto 21 l'abbiamo trovato, ma nei versetti tra 32 e 35 si parla di questo vino che morde come un serpente, che punge come una vipera. Il vino morde come un serpente e punge come una vipera. Lo possiamo vedere dalle immagini che seguono.
Io non so da quale parte d'Italia provengano queste immagini che sono state raccolte dall'ambito fotografico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e non so quale sia l'incidenza dell'alcol in questo tipo di incidenti, perché non conosco l'incidente. Sappiamo però dalle statistiche che molta parte degli incidenti stradali sono determinati dall'uso di alcolici e anche da uso di droghe, che sono ancora peggio rispetto agli alcolici. E quindi, che dire, il vino morde come una vipera, fa anche di peggio, come abbiamo visto. Naturalmente non dobbiamo dimenticare che molte di queste immagini sono state raccolte dopo incidenti stradali causati dalla velocità di persone che non erano soggette alla problematica degli alcolici, ma dobbiamo essere assolutamente consapevoli e testimoniare, soprattutto alle generazioni più giovani, che l'utilizzo degli alcolici prima degli spostamenti nelle vetture non sono soltanto una cosa vietata dalla legge, ma sono anche una cosa molto pericolosa. Perché qui abbiamo letto che non me ne sono accorto, quando mi sveglierò sarai come chi si coricasse in mezzo al mare, come chi si coricasse in cima a un albero di nave. I tuoi occhi vedranno cose strane, il tuo cuore farà dei discorsi pazzi. Quindi abbiamo trovato, questo i tuoi occhi vedranno cose strane mi colpisce proprio perché io penso che quando c'è una situazione di alcolismo, anche se non è alcolismo assoluto, ma un alcolismo relativo, una serata da sballo, per esempio, possono veramente far vedere cose strane, magari la strada che si muove come non si muove realmente e tu con la tua vettura corri in una strada che non esiste. Quindi il rischio del vino raccontato in una società nella quale questi incidenti stradali non accadevano, che però mi mette in guardia su un grande pericolo. Il pericolo che comunque, vi do anche un dato, sono i dati di Carabinieri e Polstrada relativi al 2022. 56.284 incidenti, 4.979 determinati dagli alcolici, quindi dall'utilizzo improprio degli alcolici, appunto. Quindi stiamo attenti al fatto che la parola di Dio è così attuale che ci mette sempre di fronte alle nostre responsabilità. Responsabilità di conducenti, responsabilità di amici, parenti dei conducenti. E quindi siamo sobri ed equilibrati anche in questo senso. E così concludiamo la nostra serata per la prima parte di essa e poi rimaniamo in contatto con chi ci segue online. Ancora con una preghiera per concludere. Signore, sia benedetto il tuo nome perché tu attraverso la tua parola anche ancora una volta questa sera hai detto delle cose. La tua parola ci ammonisce, ci invita a essere attenti, prudenti, ci invita a essere intelligenti, ci invita a approfondire la nostra istruzione viene da te, Signore. Sia benedetta la tua parola, Signore. Amen.